Siamo nella valle del Flumendosa. Il fiume scorre attraverso gole incassate e selvagge che ne contengono le paurose piene invernali. In queste montagne si è venuti a costruire le dighe e prima delle dighe è stato necessario costruire le strade, tagliandole nette nelle rocce granitiche. È stato un lavoro da pionieri in una terra molto difficile. Ecco la diga del Flumendosa. È alta 120 metri, ha uno spessore in cresta di 5 metri e di 31,5 alla base. I lavori furono appaltati nell'estate del 1953 e avranno termine tra pochi giorni. Si sono dovute superare difficoltà immense. Si è usata quasi esclusivamente manodopera locale, ma nei paesini sperduti sui monti non era facile trovare operai specializzati. E allora i pastori e i taglialegna si sono improvvisati minatori e carpentieri. Ma oggi sono diventati espertissimi e, terminata quest'opera, molti resteranno con la stessa società di costruzione e andranno a lavorare in Francia. Ogni piccola parte del cantiere, ogni attrezzo usato dalla gru al chiodo è stato trasportato fin qui dal continente. L'eccezionalità dell'impresa va misurata soprattutto alla luce di questi elementi. L'avvocato Palmas, presidente dell'ente Flumendosa, ci ha precisato i tempi necessari per la completa realizzazione dell'opera. Questa diga che noi vediamo sarà finita fra circa 70-80 giorni. Contemporaneamente a questa sarà anche finita l'altra diga sul Flumendosa, le due gallerie, quella di comunicazione fra i due laghi e quella di derivazione, ed il canale principale che porterà l'acqua nel Campidano. Quindi possiamo praticamente dire che alla fine di quest'anno, con le prime acque invernali, noi potremo iniziare la raccolta delle acque e formare così i due laghi. L'acqua così invasata potrà essere portata fino al Campidano per poi essere distribuita secondo un piano generale che andiamo ad approvare a breve e nel prossimo Consiglio di amministrazione, e che ci permetterà di appaltare gli ulteriori lavori per l'irrigazione del Campidano completa, cioè un migliaio di chilometri di canali per poter portare l'acqua fino alle bocche di scarico di ciascun campo. È un lavoro che dopo queste prime opere preliminari durerà una decina d'anni o 15 anni per poter irrigare completamente il Campidano di Cagni. La diga consentirà un invaso di 245 milioni di metri cubi d'acqua. Il bacino sarà collegato attraverso una galleria sotterranea con il bacino della diga sul Mulargia, affluente del Flumendosa. Quest'ultima diga avrà l'invaso maggiore, 315 milioni di metri cubi d'acqua. Dal bacino del Mulargia partirà infine il canale principale di irrigazione che porterà l'acqua al Campidano. Successivamente anche un altro affluente del Flumendosa, il Flumineddu, sarà bloccato con una diga per creare un bacino di 70 milioni di metri cubi d'acqua da mettere in comunicazione con gli altri due. L'opera, realizzata tra le montagne orientali della Sardegna, è una delle più imponenti del dopoguerra. I 3 laghi artificiali renderanno disponibili nella stagione estiva circa 340 milioni di metri cubi d'acqua per l'irrigazione di 50.000 ettari del Campidano. Forniranno acqua potabile a 22 comuni con una popolazione complessiva di 100.000 abitanti ed erogheranno annualmente a Cagliari più di 10 milioni di metri cubi d'acqua potabile. Le centrali inserite ai piedi della diga sul Flumendosa e lungo i canali derivatori produrranno circa 90 milioni di kilowatt di energia elettrica all'anno.
Dalle cave la diga sul Mulargia è alta 99 metri e sarà pronta nei primi mesi del 1958. È la diga più a valle e avrà l'invaso maggiore, un immenso lago artificiale con qualche isola rocciosa. Da questo lago defluirà l'acqua verso il Campidano di Cagliari e sono già pronte le gallerie che apriranno la strada al nuovo fiume. Lavoro e possibilità di benessere per migliaia di famiglie coloniche che la riforma agraria insedierà nei terreni irrigati e nuove prospettive di sviluppo per tutta l'economia della Sardegna. Nemmeno una goccia d'acqua deve andare al mare se prima non abbia fecondato la terra, si disse 4 anni fa all'inizio dei lavori. Ora quasi tutto è pronto perché questo avvenga. Al Flumendosa e al Mulargia, che da secoli sprecavano a mare la loro ricchezza, è offerta finalmente la possibilità di essere più generosi con l'isola che li porta.